Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre. Che senso ha chiedere 150 milioni per ristrutturare lo stadio Maradona? A cosa serve? I parcheggi ci sono e rimarranno così. Il terreno di gioco c'è e rimarrà così. Lo stadio era brutto e rimane brutto. Certo, l'ARU, l'agenzia regionale, ha fatto un buon lavoro all'interno, rendendolo almeno guardabile. Ma i lavori necessari non saranno mai sufficienti. Puoi rimuovere la pista di atletica, puoi spostare le tribune a bordo campo, ma guarderai comunque la partita da lontano. È un concetto vecchio, quello dello stadio cosiddetto olimpico, come quello di Napoli, con la sua pista, le sue curve lontane, le sue distanze enormi. Tutto andrebbe rifatto, le curve smantellate, ricostruite, ma è un'impresa enorme. E, alla fine, non ne usciremmo bene. Sindaco, non le sto dicendo di rinunciare alla sua autorità. Lei è e continuerà a essere una figura storica per questa città. Sta facendo tante cose buone e ne farà tante altre. Napoli ha bisogno di lei. La aiuteremo anche nel suo prossimo mandato. I cittadini di buona volontà la seguiranno se continuerà a fare bene il suo lavoro. Ma con lo stadio sta combattendo una battaglia di retroguardia. Stiamo parlando di una struttura vecchia di 70 anni. A prescindere dal telaio, che può anche sostenerla, è come cercare di riparare una vecchia auto e aspettarsi che venga trasformata in una moderna berlina all'avanguardia. È impossibile. Abbiamo bisogno di un nuovo stadio, come ha detto anche la UEFA. Si arrende o no? Aiuti il presidente a costruirlo. Gli dia una possibilità. Se non si arrende, si assumerà la responsabilità. Se pensa che questo sia un bluff, vada a dare un'occhiata. Ma non lo è. C'è un'intera area che ha bisogno di essere riqualificata. Si potrebbero formare e avviare 300 commercianti senza lasciare nessuna famiglia senza lavoro. Stiamo parlando di un mercato mobile, non permanente. Hai idea di cosa potrebbe diventare Napoli? Forse sono un visionario, ma ho vissuto a Napoli negli anni 70 da studente universitario. Dopo il liceo in provincia di Salerno, sono tornato nella mia città natale, Napoli. Sono del Vomero, nato e cresciuto nel 1990. Vivevo nel cuore della città, via Avvocata, piazza Dante, largo Donna Regina, vicino al Duomo. Ricordo quando passeggiavamo lungo i decumani la mattina, compravamo frutta e cucinavamo da soli. E quella città faceva paura. Parcheggi ovunque, fontane e monumenti abbandonati, barriere post-terremoto. Vivevamo in stato di emergenza. C'era una sola linea ferroviaria, l'unica metropolitana disponibile. Oggi, invece, abbiamo una rete di trasporti straordinaria. Presto sarà circolare. Le stazioni sono tra le più belle del mondo. Avete riaperto la funivia di Monte di Dio. Il porto è fiorente. Barche e turisti stanno tornando. La gente si dirige verso le isole e la costa. Napoli è diventata una mecca turistica. Avete fatto tanto e meritate tanto. Ma potete paragonare questo alla rinascita di Bagnoli, dopo 40 anni di promesse non mantenute? La Coppa America, un centro sportivo a est, un palazzetto dello sport, uno stadio di livello europeo in grado di ospitare una finale di Eurolega o Champions League. Questo significa guardare al futuro. Ospitare il campionato europeo in un nuovo stadio. Questa è la visione. Vogliamo davvero continuare con battaglie nostalgiche perché non vogliamo firmare la morte di uno stadio storico? A Manchester stanno per demolire l'Old Trafford. L'Arsenal ha demolito Highbury. Il mondo va avanti. Il calcio è un business. Volete una squadra forte? Ma come può esserlo se non le permettiamo di generare fatturato? Uno stadio moderno è attivo 365 giorni all'anno. Un museo, realtà virtuale, ristoranti, negozi, spettacoli. Un ecosistema. Un'opportunità per diventare una grande istituzione europea. La UEFA è venuta qui e si è strappata i capelli. Hanno detto, voi italiani siete pazzi. Abbiamo perso l'occasione di Italia 90 e da allora non siamo riusciti a fare nulla. Ora qualcuno vuole fare qualcosa. A Firenze hanno detto di no. A Roma è fuori questione. Rendiamo Napoli diversa, unica. Napoli deve essere all'avanguardia, intelligente e preparata. Il futuro è già qui. Ora siamo avanti. Altri devono recuperare. Viaggio spesso tra Napoli e Roma. E Roma, oggi, è in totale declino. Non c'è paragone. E stiamo parlando di una delle città più importanti del mondo, con un nome che è già un brand. Le trattative tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez si sono complicate.
Il club andaluso ha rifiutato l'offerta formale degli azzurri di 17 milioni di euro, ritenendola insufficiente. Tuttavia, la stessa cifra, insieme a una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, era stata inizialmente concordata tra le parti, riporta il giornalista spagnolo Máximo de la Cruz Ramírez su X. Ora, il Siviglia ha nuovamente chiesto 20 milioni di euro più una clausola rescissoria.